Caterina, Rosaria, Maria, Caterina, Rosaria, Maria. Il giornale, dove sto il giornale? Io ci leggo il giornale. Che sta fanno lei? O fanno apposta? Che lei mi sente ma non mi risponde. Posso fare le istruzioni quando ti faccio pazzo? Rosaria, Maria, il giornale, dove mi sono il giornale? Io già leggere perché sono intelligente. A dove sto il giornale? Oh, il giornale, ah già leggere il giornale, i canni. Vediamo la bella notizia. Nel deserto del Sahara si sono scontrati due jeep e camionette forse. Ma chi cacchio pensavano a sti rubi? Solo loro stavano si vanno a scontrare. Ma si lamentano due morti e un ferito. Si lamentano due morti e un ferito. Si lamenta, quando è giunto sto giornalista, si lamentano due morti e un ferito. Ma pure i morti si lamentano. Ah, Nicola, ancora niente telefonata stamattina. Nicola, niente telefonata stamattina. Niccheta, lo sto bottone. Niccheta, niente. E questo non chiama più, questo non chiamava più questa mattina, essere in ritardo. Ma perché chi ti chiamò? Come chi ti chiama? Ti chiama Benita. Benita! Benita. Benita! Benita! Benita. Ma chi è sto Benita? Madonna, Nicola, tu ti scordi sempre tutte cose, tu dimenticare sempre ogni cosa. Come che è Benita? Sempre lui chiama sua amica Adolf, ja? Poi che noi non faccio fare marina. Allo? Pronta? Oui, sei tu Benita? Ma l'animica di straviva. Stamattina mi fate sta coppia in spina. Come perché? Io non ricevo la tua telefonata in orario, ja? Come mai? Ja? Pinguina, ja voll. Come? Zwei Aspekte Quartiere Generale. Bene. Non zwei, due esperti quartiere generale, jawohl, ja. Piano strategico, ja. Siete, venite inventate stamattina molte parole d'ordine, ja. Come? Credere, obbedire e superare, yes! Ja! Andiamo bene, ja! Andiamo bene, la mi piace la samba. Andiamo bene, la. Nein, non stare radio appicciate, nein, Nicola. Ja, è scema. Sì, è scema, ja, jawohl. Va buono, avete capito tutte cose. Pinguino, piano strategico, due esperti di quartiere generale. Jawohl. State buone, Benito. State buone. Ciao. Dove sta mai nel luogotenente? Fallo perché la bella maronna è piena il numero fastidio. Dove sta mai nel luogotenente? Non mai che ne sa. E che se nato che non sa venire, dai, ma l'animica è viva quando io avevo bisogno di non essere mai presente, ja? Ma sono voi, mai presente, ja? Ma va con me. Non capito, mai presente, ja? E andiamo bene, ja? Ja. Da qualche giorno che stretta la pazienza e ti siede. Ogni giorno una luce. Maria! Nini, Maria! Stocca. Rispondi subito! Maronna, mi Quando ti sei meglio? Mamma. Ma come già combinato? Ma che succede? Ma come già fatto kids? Ogni mercoledì si mette in capo PS Hitler, io già fa mussolina che da parte, la già chiamata! E non sa
c'è più che cazzo mangiarisci, che cosa inventare? Mi sto sempre pazzo, i pinguini, i palumi, mica tu, che cazzo dici tu? Io non poche pazienza. Poche pazienza, che Tu ne poche sai pazienza. come è fatto Adolf? Basta che uno la contenta e chi non dà fastidio a nessuno. Già si mangia a sacriare di caga, Esatto. non stai scherzando, sono latini, sono in scappuccino, io devo fare gli esperimenti. Mia mamma bella, gli esperimenti, mo. Come amo bene? Io ci ho buttato tu a cara della bomba lacrimogena e tutto mi esce, amo bene. E tu per non trovare dreta una bombola lacrimogena la stai facendo a così fedeli? Ma la direzione di me, si sono capace a verso non me la macchina lì, tu che puoi fare? Ya, tu, che ma adesso? Hai ragione, tu devi avere pazienza, pazienza. capito? Tu lo sai che le fa sempre così. Fa sempre così. Ma non dà ragione. no, Ma quando è brutto, quando si arrabbia. Che significa? Non so, che lo mussillo Stitto, mi esce questo mussillo stitto, e mi fai peso, Veloce di spedilare. Ma dove essere finita? Io cercavo per tutta casa, quando io avevo bisogno, tu non essere mai presente, ja. Io cercavo per tutto l'appartamento, dove essere finita? Io avevo bisogno di te. Silenzio! Mi sono mosso proprio a casa. Avanti, dobbiamo scrivere lettera a quartiere Ma ti generale. pare che sono un momento ne adoro? Madonna, come mi hai chiamato? Come lei chiama? Adoro. Io essere Adolf! Vabbè, mi sono scudato all'off. Madonna, che schifo! Ma che capite che? Sei scordato a fare l'off? Quando mai? Ma così eri? Eri a full Signore, tu eri Ma è talo! possibile che tu capisci sempre una cosa del male? Madonna, si sente fino a qua, fai schifo! Ma è schifo capito? questo? Ma non si Dobbiamo scrivere lettera a quartiere generale. Per favore, Avanti. Dobbiamo scrivere lettera a quartiere generale. Ma perché siamo Avanti. Dobbiamo scrivere lettera a quartiere generale. Avanti. Dobbiamo scrivere lettera a quartiere generale. Che se carta, che se penna, che se seccia, sieto, scrivo. Come scrivi se tu non dieta? H tu. State accorta mai nel luogo tenente. State molto accorta. Tu devi seguire solamente mai in ordine, ja? Scrive. Come scrivi se tu non dieta? Ich und mein Kamerad benite. Ich feide Student bei den Che cazzo stai dicendo? Grey. Ma che scrivi si parole? Che? Italianen. Italianen! Meglio. Esatto! Scrive. Yam! Io e il mio amico Benite aveva deciso di portare grandioso attacco a Pinguino. E mercoledì facciamo sempre la stessa cosa, non te ne hai pazienza! Devi parlare piano e non avere Laura, come scrivo? State accorta mai nel luogo tenente. A siete scrive. Ogni mercoledì facciamo questo, ma perché non Io e il mio amico Benite, va buona così, aveva deciso di portare grandioso attacco a Pinguini del Pool. Senti poco ha messo fatto a me, oh frate, pinguino, mo cangù! Cangù. Allora so cangù! Qua canguro. Vuoi te cangù? Pinguina. Coscella! Coscella. Subito! Pinguina. Coscella! Senza scella. Non c'è sta! No, non scrivere con E scella. allora dimmelo pure! Scrive solo pinguina. Pinguino! Pinguina. Cangù. Pinguino e cangù! Cangù del Pinguino e pool. canguro. Col pool. Che canguro mu? Non signore, qua Ma canguro. si sa dai a sto po'! Madonna mimì, solo pinguina. Allora, scrive. cangù, pinguino! Solo pinguina Pinguino. del pool. Pol, capù! Capù. Pol! Pool. Pol! Come Cap- lo pullasse? Pol! Qua pullasse, polo nord e polo sud. polo nord. Lo sanno i pinguini. Non lo so! Ma anch'io. Me lo fotta a me! Scrive pinguini del polo, punta. Punta. Rimane a mattina mandare qui in mia base segreta 2 esperti di quartiere generale per preparare grandiosa strategia e sterminare definitivamente maledetta pinguina. Rimane a mattina, io voglio portare un po' per quartiere. Qua quartiere! Tu sieri! Quartiere generale! Generale. Comunque sempre credere, obbedire, scioperare! Ja! È venuto pure questo, poi è meglio che me ne vado! Ma è scemo? Non ti parlando proprio, lo sa! Maria, dove sto? Nello scappuccino! No. Maria? Non ti risponde! Maria? Ti la chiami? Maria? È arrabbiata? E perché? Per me sei una loffa! Quando volete lanciarci, non facete schifezza annanzando Ci siamo due, ma non è possibile che mi metta a queste cose in da casa! Maria? Maria?
una cosa, ma non che sta? So che gocciavere più. Ah, sì signore, sono loro. Quando ce n'ha già mettere? Riesci? Riesci? Windows. Quando ce n'ha già mettere? Vinto. Nel cancello vinto. Uè, Tanto. uè. Però. Si mangia o non si mangia da sta cosa? Maria mia greca, non ce la faccio più, non ce la faccio più. E a chi ho dice a me? Ti tengo che lo vuoi in da casa? Ma tu vuoi so cane, e non vuoi da casa te? Nico, noi non lo facciamo, fornuto di mangiare. Mo ti abbia sulle goccia. Ma tu veramente ridi? Poi, ma perché tiene fame? No, E allora perché vuoi mangiare? che per riscurdò. Che ti riscusa? Avevo mangiato ciò. Ma perché non ci rimecciniamo tutto quanto in casa? Ma per quale motivo? Mi non dicerà così, tu lo sai che alcune volte Nicola è soggetto ad attacchi di amnesia. Ah, sa, alcune volte che si sta attaccando e te ne dici 8 volte io. È come si esagerato. Ah, c'è coci, arabalo. Arabalo, te sapavo che aperto, ma anzi, arabalo. Arabalo, che c'erano sì, c'è coci. Guardate tutti! Guardate! No, sta salutando che buonanotte a tutti. Io vado a dormire! Ok, hai finito di studiare? Papà, vuoi sapere la verità? Che cosa? Non ho studiato Tutte e proprio! due, perché? E perché non tenevo Ma voglia? perché non ti ne voglia? Perché ho continuato a costruire il mio techio! Allora, Sant'Antonio, lascia sentire Rossana che cazzo io facevo un lavare a candela. Ma Hai ho capito? detto il techio! Tu che ti hai detto? Io ho detto techio! Questa qua, a capemotto, Ma non papà! è che ti abbiamo detto a capemotto, è tu ditta, hitta! Domani faccio pure i gnocchi! Io a me i gnocchi non piacciono! A me mi piacciono A i me non me gnocchi. lo fatto proprio! Ma quei gnocchi! Tu così hai detto? Io ho detto gnocchi, questi qua, papà! I gnocchi sono gnocchi! Sì. Ma come non ci va la smerci che si stamattina? Sai che capolavoro, quando è venuto sta capemorto? Non è da retta a mamma! Sai che facevo? Figliamma la capemorto, a mettiamo là, appena si trasa. Ah, così dammo benvenuto tutto il giorno che mamma, così diventa il portafortuna della Ma tutto casa. bello, tutto è tu, che tu la capemotto ti manca il capotto a mappoto! A me la come morto mi E a me piace. non capito scemo! Ma perché non sei mai contento di niente? Sei brutto e cattivo! Brutto e cattivo! Brutto e cattivo! Brutto e cattivo. Oi, Camilla, brutta e cattiva! Camilla, sono a disgraziata! Ogni volta che te ne vai fatta la morte! Mi hai fatto una se non può che sempre fatto! Ridere da come che ci va a stare in questa ma già sapete pure quando io ne porto, ma già sapete! Ha fatto proprio buono. Ecco fatta la mamma! Ma dico io, era modo che si trattava la povera guaglione. In certi modi a te non lo capisco proprio. Non capisco ne a te ne hai, se capitano! Sei offesa, oh signorina. Mi sei offeso tu con una loffa! E dici che non le fa. Ma caccio Dici che non le fa. Ma chi mi secondo me che fa Sei Dale qua figli! Mi ti ha fatto un passo sinistro! E cavo a destra, perché devo dare quanto lo coglione mi rompo magnato! Ma non mi scopate esatto, signora! Serve lo scorrimento, ecco! Lo sai, io non la lascio stare, io non la faccio facile! E ci sono schiattata la porta, ha fatto mamma e figlio, sono messi da No. Niente? Niente. Manca una goccia. Niente. Come lei è bella, che vuoi scoprire un lavanare Ma esatto? guarda, no, io mi. Ma come ho fatto questa figlia? Sono malati che te, non gli potevo fare che capi morti, ti ha avuto solo essere una bomba Ma fumo. bomba fu un primo milione è innocente dovuto all'età. Vedrai che col tempo lo passa e si interesserà ben altro. Ci speriamo mamma, Non devi sputare, Rosa, sti potenti le sigarette fanno sempre più forte, fanno. Ma quando potete la già dice che devi fumare di mena? Lo sai che la sigaretta non se l'ho appicciata proprio. Ma pucciate no, che è questo fornuto, ha pucciato Che ne faccio con una sigaretta? Tu a chi sto fornendo e sono i due capiti che questa sigaretta non se l'ho appicciata proprio. Ce li ha risi da chi? Ma vieni, Nico, andiamo a pigliare un po' clari che ti fa bene. chi non mi pide la capa fresca? Andate un frisco, Che se paga capa fresca? Fate di portatine. È scemo, mi dispiace perché tuo fratello è mio coglione, è scemo. Bibi, sei scemo. Sono scemo. Sì. Su, che sta da morire, c'è scusate che coglione che o tagliata. E non avevo fornito, sa, non avevo fornito.
Sempre sputazzata per me. Lo so, senti una cosa, vuoi che se le ricoverai, capito? Per 20 giorni, vieni nella stanza in un diamante, con 25 pacchetti di ghiacci, si deve squagliare. Vieni a scusa matrimoniale, così va la fine insieme a villeggiatura. Rosaria! Ma fango. Marichino, tu sei l'amore. Ma io non lo so. Tu sei l'amore, tuo marito è scemo, lo sa tutto quanto, Napoli, in Dorto, tutto quanto lo sa. Marico, tu fornisci scemo tu. La sigaretta non se l'hai accesa, tu lo devi dire, smettila. Tu la sigaretta non l'hai accesa, quindi non ti può prendere addosso, non stai fumando. No, che lo sta fumando, non sa cosa venuta. E che lo ovviamente, la sigaretta sto fumando, che scemo. Fornisci scemo lì. Dio, bravaglio. Lo devi dire. È una cosa impossibile. Se tu vedi che un certo punto di delle cose, dici anche le verità. Io mi è curioso di dire, e chi sta che tu, la sigaretta non sa più. In questa casa si sembra una maniera di allora la sequenza della mattina. Non metto il rosario. Non metto cosa cenere nella coppa, a forza vuoi spostare con lui e ci passare con la cosa di noi. E brito il patatene che già combina, che già potrà alla dretta. Certo che da sei ci guarda, non conto me, mi sa che ne poco troppo vicino. Se no ti guarda, andiamo. Guarda, non va buono, ma non va buono. Mosso. Da fuscia qua. Ecco qua, sì. Concentrazione. Cosa ha dato fare in da vasca, un po' lungo. Cosa ci fosse la paparella, io già sta a casa sempre a vedere questa sequenza di pazzi. Ma vedi come lo chiama, come se facesse lui. Ma è possibile che si capi che faccio e fai spostare il posto se non va gli occhi? Ma vuoi Ferniano? Ma lo vuoi capire no che io tengo il fluido potente, o potere medianico. Ma tazzi! Ma già venuto di fare cambiare i palpi da me in questa casa? Sei palpita. Ma dico io, ma a te che te non importa, se ogni tanto mi fissa e fammi per qualcosa in questa casa. E ti fissi proprio brutto, smezzo muoio, smezzo oracci, smezzo i cosci, smezzo uno smerzamento completo. Non signor, quella è la concentrazione, la concentrazione, la concentrazione. L'ho capito. Ecco, la stessa concentrazione che utilizzo quando faccio seduta spiritica. E non ci capito per un seduto spirito, non è ma che per fare? Avesse parlato una volta con qualche morto. Ma da vista credere che i morti stanno aspettando a me. Ah, se non stanno aspettando a te, tu che chiamo a fare? Guardate quanto è ignorante. Per avere un segnale. E se la concentrazione non l'ho capito. è quella giusta, allora all'angoppo non manno, non si Sta d'accordo? non Ma manno. mira non chiede. Se non mi dica una cosa, quando tu mangi, non voglio sapere ma che ti dice. Non qua che ti faccio sapere, ti faccio sapere, ti faccio vedere. Come va a Londra, bravo, a fare gli esperimenti, ma che capa qui. Va a fare gli esperimenti. Per uno tu ambra sempre questo metodo lo traccate da bomba da... Non nasci con questi zapatari. E capi che ho da cara da bomba da lo ambra, se non devo mercoledì a che usciamo e frate che può fare il telefono. A cainato che ho da bomba che ci non opera la via pure no. E a te che può fare questo posto a cenere? Morius, bella zitto, Morius, va a S'attacca, tu ce l'hai sa, io posso a cenere in bene. non mi preoccupare, non caro niente. E già roba dove, che bumbutella, va. Amino. Ma vedi destra viva. Ma dico, a te che ti costa di muovere un cucurilla accanto? Sai quanta soddisfazione che mi rissa. Sai quanta braccilla me la va a stare in testa scarpetella? Ah, ma io non ti morto, eh? Il caresta fino a quando tu non ti sei mosso. Hai capito? E ora noi due. Concentrazione.
stanza mia. Lasciato fuori sto pizzicardo e... Non piezzeca! Che è stato? Marito da dove sta? Alla! Ma se posso sapere che sta succedendo? È una storia di guerra. Marie, una storia pericolosa. Una storia di guerra. Sì! Cosa passa guai? Sì! La storia di guerra! Sì! Testa! Marito da dove sta? Alla! E raccontami tutte cose, che è sta storia di guerra? Scappamelo! Stiamo a sentire. Tutto cominciò verso la fine della guerra. Quando Mussolini perse ogni speranza di vittoria, fece consegnare a 2 marescialli il sistema per intralciare il nascondiglio di un famoso tesoro. E il tesoro? Che ancora oggi nessuno ha recuperato. Nessuno l'ha trovato ancora? No, e questo perché? Perché ad un maresciallo diede il cifrare che rivela il luogo. Oh, cifrario. E ad un altro diede il cifrare per interpretarlo. Ma in modo tale che nessuno dei 2 poteva agire da solo. Ma tu vedi che vanno pensando? E ahimè, solamente insieme potevano rintracciare il tesoro. Maronna. E che si mi pare proprio un romanzo già? E ancora da fornire. Niente di meglio. Il primo maresciallo. Indovina chi è? Ma perché lo conosci? E come lo conosci? E chi può essere? Mio marito Nicola. E che poi dice questo? No, niente, per dire. No, io ti conosco, tu vuoi dici proprio il successo. Andiamo avanti per E piacere. andiamo avanti. Il secondo maresciallo si chiama Esposito. Esposito. Che io avevo visto qualche volta. Lo conosci? No, signor, l'avevo visto solo qualche volta. Andrà già. Tutto doveva rimanere segreto. Mentre invece... Mio marito Nicola si confidò con me. mi perso adesso. No, signore, non abbiamo perso proprio niente. Tu dici? Certo. E meno male che mi ricetto tutte cose, Mari. Perché tu lo sai, dopo poco tempo, una bomba ci scoppiai vicino e perdetta la memoria. Una botta terribile. Terribile. A capo, ce la piglia in piedi. Centrale. Senta una cosa, lo so. Ma allora dentro sto piezzegato c'è sta scritta lo sta sto tesoro. Sì, signore. E io l'ho riconosciuto subito, Mari. Bene. E dimmi un'altra cosa. Ma questo maresciallo Esposito che tiene la soluzione rocifraria, che fine ha fatto? Morto. 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 Penso sotto ad un bombardamento. E mo sto piezzegato non ci può rivelare proprio niente. Morto. Rosario, tu hai detto che maresciallo Esposito è morto. È morto perché? Asta famaronna! Ma come che lei è morto e tu dici a fa maronna? Ma si capisce? Perché in questo modo noi sappiamo precisamente chi sta dove si trova. Ma che significa sappiamo precisamente chi sta dove si trova? E mo te spiego. E spiega. Io no, chiama, ci parlo, ma faccio una traduzione rocifraria, o traducimne, saremo ricche. E come ci parla, Sichille? Morta. Con una grande seduta spirito. Mari, tu hai seduto spirito. Rosa, zitto. Sì, guarda, Mari. Tu va a chiamare Nicola, che a me mi ci pensi io. Non lo chiamammo proprio. No, per carità. E mi raccomando, non dicere niente a nessuno che deve essere una sorpresa. Ma qua sorpresa? Zitto, sta ci. Ma che sai? Mari. Va. Va. Finalmente posso fare una vera seduta spiritica in sta casa. Con te parliamo più tardi. Ma tempo che fai, capito? Mettiti qua e non ti muovere. Esposito, se tu stasera parla, la vita mia cambierà da così a così. Hai capito? E mo fammi a chiamare Mimì. Mimì! 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 Esci qua fuori, Mimì! Mimì, dai, chiamare! Mimì! Mimì, che è successo? Mimì! Se non respira, stai! Che è successo?
sei sul navigatore. Mi vengono uovo nei pescatori. Ma qua pescatore, sono io, quanto mi buono. Tua moglie Maria. Ecco fa in mezzo ai pescatori, lo sai. Venga a Rezza a mare. L'hai pigliato il pesce? Mare agitato. Ah, si calmerà, si calmerà. non E ti sprama preoccupare. Maronna. Quando si calma ti faccio vedere quanta pesce che pigliamo. Ma che è successo? Mi vuoi spiegare? Tu mi hai chiamato mentre mi picciano la cara da bomba te. Bravo. Mi hai chiamato 3 volte. Dai, Di no. solito mi chiama 3 volte. Poi ti rispondere mi sono scordato la cacca. E mi ha chiappato una poca andanza. E una poca rete. Ma quando si calma il mare pigliamo il pesce. Nemmeno poca pazienza quando mi dispiace. Ti dispiace lo sai, sì, ti dispiace. Chiamami non ti nervosi, Ma non lo faccio, non mi nervosi con tutte queste cose che succedono a accadere. Non lo faccio, non ci va via. Ma quando mai? Tu lo sai, noi siamo una famiglia tranquilla, Non quieta, ma chi te dice queste cose? Ma succedono cose che ti pigliano da capo e colla così vanno lisci. Andate e ritorno. No signore, e poi l'importante qual è? Qual è? La cosa importante qual è? Qual è? È che tu stai bene. Ma non mi sto combinando di questa maniera sono Allarmi! Allarmi! Chi aveva aiutato mia persona? Faccio tutto da botte! Cosa è stato? Un lobo, le nuove tenenti, spieghi immediatamente tutto quanto a tuo figlio. Avanti, parla! Avanti, cosa è stato successo? È tutto da botte, chi aveva attentato a mia persona? Avanti, parla! Cosa è stato? Chi aveva attentato a me le persone? Non mi mandi! Avanti, snello, parla! Mentre io stavo di là, pettendo tracca, Jawohl. che sorte che mi ha chiamato, per pensare essere sputato tracca a picciare, ed è scoppiata la rete un po', che non c'è la saia. Tracca! Trick! Tracca! Tricco E track! non è cancino, ma tu Ah, hai va bene. Solo trick track. Solo trick track. Allora come posso Ti puoi ritirare? Nessuno No, attentato. nessuno Tutto attentato. tranquillo in base segreta. Tutto bene, Perché tutto sono tranquillo. signori, Comunque sempre, credere, obbedire e scioperare. Ciao! Buona bene. su, se non uccidere! Non posso sopportare! Non ce la faccio più! Potrà carretto, potrà cannarsi, si capisce, mi voglio uccidere! Voglio morire! Non ti annervosi, capisci? Come mangiare? Ma Maria tua, vado a fare la vuoi vedere che ti fa? È una cosa buona, come fai? Vuoi sapere che ti fa? Come non voglio sapere? Vieni a casa tuo spirito. E come fai? Che ti fa? Come fai? Cosa fai? Come fai? Come fai? Una bella seduta spiritica. Allora decidilo, che mi fanno Questo è il momento giusto per la fa, scusa. ti pare che sto momento giusto e fa una bella seduta Sì, spiritica? signore, questo è il momento opportuno. Anzi, fai una cosa, vatti a sistemare un po' che il spirito sole, vanno trovando solo la gente pulita e sistemata. Vediamo oggi, non sapesse non rappresentarsi come sistema. Vatti a sistemare qua, Piano che ci pigliate una botta a rete, io non mi fa paura. che mi è stato Una fatto. botta a rete. Ma Com'è brutto! Com'è brutto! Non posso passare, si preparano due mogliere da si. Ma non mi mettete paura, chi è Mimì? Lei è scoppiata non trova che faccia. Mi pare un mostro. Un mostretti. Un mostro è mamma. Che già fa? Vai a chiamare a Caterina. Va bene, andiamo. Rosa, mi vado a preparare un po' la seduta. A raccomando a Nicola al solito posto. Rosa, a raccomando a Nicola. Non ti preoccupare, Maronna, come sta agitato quando ti fa Raccomando Nicola di là, come se fosse scemo. Raccomando Nicola. Perché io sono scemo? Raccomando. Non ci posso pensare, raccomando. Raccomando. E goccia, mo ci vanno le gocce. Raccomando Nicola, raccomando. Nico, Raccomando Nicola. Nico, Care. vieni qua. No, Da diritto, vieni qua. no, 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 no. Vieni qua. No, 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 no. Abbia da Siria. No, 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 no,
a attaccare. Zitto. Ah, Ma come fa? per mo te pigliai goccia. Non voglio che sua mamma. Ma niente di più. Sono brutto. So brutto, ma ti fanno bene. Ah, arava bucchia. Arava bucchia, Nico. Guardate, che vedete sembra la bocca aperta. Ma che sa da pigliai goccia? Arava Ah. Sono brutto. So brutto, sì. Ma che mi fa? Avevamo fatto una seduta spiritica. Nico, mi raccomando, concentrati perché è una serata particolare. Che già fa? Ti ha concentrare, capito? Ci capito. Rosaria. Solo pensiero che stasera potremmo decifrare un messaggio. Ma sei eufonica. Sempre se riesci a stabilire un contatto con i spassi. Ma stai pazzia, non ci riesco. E poi guarda qua. Stasera mi sento in forma. Non appena vado in trance. Nessuno mi fermi più. Spera mamma, Rosa. Manca solo di me, E poi dopo mi riprima lo trans. Non trange, perché mi pensa solo a mangiare. Vai in trance. In trance? Il dramma. Ma che treno! Nicola, per piacere state zitta e non parlare. E non ti muovere. Non ti muovere. Non ti muovere. Chi se vuole? Chi Ma sta mi per- addosso? Ma perché non vai? E io che ne so? Come che ne sa? Cioè? Noi. Ma bravo. Mimi, si chiude a Caterina. Davvero, non ho pazienza così. Bravo. Non nasce, ma che camminato non nasce. E allora Mimi piglia posti? Hai capito? Ho fatto lo tratto alla tre. proprio? Niente, io non mi chiamo Trevo, mi chiamo Trevo, l'altro mi chiama Trevo. Mimi, piglia posto. Tutta a nazza, ma pigliata la re. Mimi, piglia posto. È pericoloso quando faccio una cosa. Ma che re? Piglia posto. Sono stata a mezz'ora qua. E allora incominciamo. Hai capito? Tra che invece a Nazareth mi pigliava la capo, facevamo una seduta spiritica scappata. Allora, mettiamo le mani sul tavolo. Guarda che chi ti sono Una serie per me, sono stati più veloci, sono stati più veloci. Nico, questa è una seduta spirita. Non è un gioco lo schiaffo. Poi non gioco lo schiaffo, te la mano che non può fare uno schiaffo a te. C'è stavo. Io me ne vado a cacca, che sta alzando. Allora, per me no. Avanti, mettete le mani sul tavolo e formiamo una catena. Non mi faccio potuto, io non mi faccio potuto. Nico, ma raccomando, non spezzare la catena fino a quando non sono asciutto lo transmediano. Non ti preoccupare, non spezza niente fin quando non si è asciutto lo dramma americano. È un lavoro francese. Lo transmedianico. Medianico. Non ci capito, ma come credi che io sono scemo? E c'è, ragazzi, non devi troverò, non capite, non è sempre, da una cellula. Ma che sta? Io non ho che... Adesso qualcosa che non posso scendere. Ma che è successo? Ci hanno scordato un jeans. Ma sei scemo! Dobbiamo fare un petticolo a me. Rosaria, per piacere, spiezza la catena e valla a pigliare. Non spezzare che non chiamare Maronna e sospiro da che sotto, sa. Ma guarda, ti ancora già tra sì. Caro! Dotra! Rosaria, va, piglia un jeans, va. Cos'è mazzo sta famiglia? Non grazioso! Non ci sono dei gesti! Ma è possibile che c'è quello che pilota tutti? Concentrazione! Da che lato scemo vicino? E che se facciamo mercoledì o giovedì non può scomparire nessuno che fa messe? Attenzione alla scemo, tu dai l'acqua, tu tieni uno scaldo, ti fai male! E capitano stato per scemo! E che chissà che incontro va io, va, e fallo sto stornuto, è una settimana e mezza che lei fa fallo! Sfuocata! Allora, tu sai che va Kingo che te ne va a vita. Sai che si mangia la sera, poi torna la seduta spirita. Sta suonata con crumo, non la canozza. Fallo, una sera che pigliano fritti, disgraziati, non la vuoi fornire. E quando finisco, a barra roglietta sta portando qualcosa. Astuto la luce. È arrivata la figlia di tanta leghiera, astuto la luce. Sembra una tantana tutta, sembra ma avessi a rimettere, lei lo sa. Ma che cazzo sta mangiata? Tutta assai roba da papà, tutta Ma assai. che ti dica qua sotto? E che lei? È in cienzo della capo per me. Lo sa che sta da rimettere secondo me? Ma perché non lo gettano da parte?
Ah, va a pigliare un po' grazie, finalmente allo genuto. La da fa, la da fa. Ma che cosa ha da fare? Oh signore, se la da fa. Allora, dai. Stiamo sapendo, qui siamo porte tavolo che fa, non ce la faccio più. A sta pure padrone. Spirito, spirito del maresciallo Esposito, ci sei? Io voglio comunicare con te. Mi senti? Chi è questo maresciallo Esposito? È uno che è morto in tempo di guerra. Spirito, vieni! Devo dirti una cosa importante. E che mi dice? Ma dai. Lo capirai quando il maresciallo Esposito comunicherà con Ma io voi. voglio sapere voi, capito? Spirito! Spirito buono del maresciallo Esposito, manifesta la tua presenza. Ti sento! Sì, mi ringo. Ti sento! Nico! Sei il maresciallo Esposito? Signore, Nico! Avanti spirito parla, sento la tua presenza. Chi sei? E se non succede, Nico! Ma tu sta zitto, sì o Non no? lo so! Spirito, parla ti prego. Adesso lo sento pure io. No, non tengo l'impressione come si stesse arredando. Ma no, non stiamo facendo di una piettenora, non prendiamo. Avanti spirito, dici chi sei? Chi sei? Chi sì? Chi sì? Caterina! Non si passano anche come non dice. E mezz'ora che sto cercando le motrici! Veramente Caterina! Non andartene spirito. Che fa Caterina che sono mezza a casa? Niente, non ti preoccupare. Spirito, resta con Sono noi. che so, sì. Dimmi. Caterina è sonnambula. È sul nambolo. Ehi, ma perché che ci sta Mia strano? figlia è sul nambolo, non c'è niente. Scusa Caterina, so. Avanti spirito al momento. Mi Parla. capita solo un paio di volte al mese. Devo dire che piano piano se ne torna in camera su. Ma fuggi non va giusto, se no. Bravo. No. 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 Cosa è stato? Chi aveva allocato poco fa? Tu mai nel luogo tenente, spieghi immediatamente tutto quanto a tuo fiume, avanti, risponda, ya! Mimino non risponde. Non posso rispondere. Credere, obbedire, scioperare, ya! Mimino non Non saluto. lo posso salutare. Credere, obbedire, scioperare, Mimino ya! non Che se saluto. non saluto faccio ma notte Natale. Credere, obbedire, scioperare, ya! Che fa? Che ci faccio? È spozzata la catena. La ciacatena che da stravico, ma guarda che faccio. Allora cosa è successo? Was ist das? Ma è venuto il giorno! Niente. Allora- Mi dà questa. Mimì, cosa è successo? Foca. Mio fruttello. Siete acquistato, ma mi date uno zucchero e Hai frutto! sbagliato, mi hai sbagliato il frutto è l'ultimo fuller. Mio fruttello. Attenzione, Attenzione. attenzione a prendere questi zacchi con me, state accorti, fate un della vita spunzen, state accorti! Avanti, was ist das? Cosa è successo? Perché aveva allocato poco fa? Stavamo facendo seduti spiritica. Seduti spiritiche, zitzen! No, senza zizi, siamo Bene, brava, gut, punto e basta! Allora come posso criticare? Credere, obbedire, scioperare, ya! Credere, obbedire, scioperare, ya! Madonna, cara. E come mi fa male sta cara? Ma posso appicciare la sigaretta? Nico, ma ti pare che sto momento di fumo? E chi mi ha detto, dico, fai una cosa, appicci la sigaretta e fumate. Non mi ma che c'è qui. L'hai tenuta. Allora sei scemo! Ma dovrei finire l'ultima tutto siamo sono in da saga. Rosa, dimmi una cosa. Chi ha spezzato la catena? E io sapevo. Che sai? Rubate, dai! Credere, obbedire, scioperare, ya! Credere, obbedire, scioperare, ya! E tu mi fai un saluto, te Hai dici? già spazzato la catena, che c'è fatto? Passa nuova.
Madonna che emozione! Che hai visto non potete sapere? Che hai visto? Quanto era bello! Oh, spirito! Oh, spirito! Madonna! Annanzi a me! E l'ho visto, l'ho stringiuto! E mo tenevo vicino, quanto era bello! Io spirito! Oh, spirito! State accorti che con i giorni che sta a te, spirito, faccio una lama. Quanto era bello! E mo, Mari, mo! La Marifà! Bro, Ma è necessario. Necessarissimo! Ah, però mo da partecipa pure a Adolfo. Si capisce. Così evitiamo sorprese, Mari. Partecipa pure Ato. Sì, signore! Siete sicuri? Sicurissimo! Allora che chiamare? Vai! Madonna mia, manna c'è la polizia. Ah, Rosario, fammi piacere. Va là e va a pigliare un po' che incenso. Assai incenso. Fa più incenso mattina e più esposto si affaccia. Innaggia mai visto uno spirito che sa faccia indulgenza però, Mari, Che è? hai mi venuto di quel corpo? Madonna, qua carta! Noi stiamo facendo la seduta spiritica, la seduta spiritica. La seduta, quando tempo mi volevi fare una bella seduta? Madonna, Nico, per piacere, lasciami in pace che mo' mi ha già concentrato. Concerto. Concentrare. Concentrare. La. Concentrare. A me piace la sala. A me no, hai capito? Ma già concentrare. Hai te spiritasse. Ich spiele nur weiter, sempre di stoppare in der Zentrale, sempre di stoppare. Ich weiter, dove stare meine luogo tenenda? Avanti, che cosa è successo? Io tengo che fare, io già preparato un piano strategico. Ich spiele nur weiter, tutto state accorti. State accorti, weiter, nur weiter, state accorti. Avanti, cosa è successo? Dobbiamo fare sedute spiritiche perché dobbiamo trovare maresciallo esposto ucciso a tradimento in guerra. Maledetto. Sempre meglio colpisci, sempre meglio. Ma verrà giorno di vendetta. E allora ti voglio vedere correre. Non è più correre. Come fa? Ma fa seduta spiritica di assatà. Jawohl. Chi la sai ce l'hai? Ja, sei Vedete che mi ha fatto mettere in capo, perché era in guerra ormai. Avanti, dove mi dovevi assettare? Vicino a te, buono. Come stiamo bene? Avanti. Cosa è stata? Cosa dovevi fare? Fare presto, snella. Fare passare il tempo. Avete pronto? Adesso un po' di silenzio che mi ha già concentrato per il rito. È chiaro? E mi raccomando, mo che viene Rosario, unite subito le mani e formiamo la catena, non perdiamo tempo. Jawohl. Ma che bene Rosario, tu dai la mano a me, non la mano a chi se formiamo la catena. Io avevo capito, mica essere scema. No, amore, ti sto in mezzo a due sceme, coi. Oh, Quella è salutata, come si dice? Questa è salutata. Fare ginnastica. No, sta dammi andava a scontrare poco. Tuffa. Tu scema a pensare, tu scema a... Ullo, ti sta più fuori la vasca, non è? Aduna. Nato, come sa sceglie? E sceglie? Si può dire, si può bagno con tutti. Cazzo. No, sono gatti. Catti in tedesco e cazzo. Un gatto in tedesco come si chiama? Cazzo. Che è un'altra cosa. Non sapeva. Fa che sernuta. Fosse la marone, una settimana e mezza che sto aspettando. Abortita. Se la pigliamo. Pochi giorni che si sarda, ma non coppa che la sedia. Jawohl. E si muore sardo, sai che succede? Che rimanghi solo con te. Jawohl. Guardate come si Fa compra. che pernacchio. la luce. Chi ha te? Chi sta in route? Sì, non fa nada però. Con forza in route. Ma che fate mangiare ieri sera? Ma fa che troppo brutta. Io sai, sa cicci, si sono chiuso storto. Aglia, cipolla, si sente. Ma che sta puttana a casa? A barra ruggetta. C'è sempre questa fissazione in nome non andacci, guarda, io non lo so. Ma fai un brutto quando metto per in coppa a tavola. È nato un censo, lo sai? Si inchiuzza, prende l'acqua. Deve fare. A fine, ma dopo finito di mangiare la gente. Attento da. Si sta di su. Chi ha fatto spirito? Chi ha fatto Piriton? Guarda me, l'hai fatto te. Chi ha fatto Piriton? Sì, che potesse fare anche una panza antufata che Dio sa che... Cano, non cominciamo se non si stoppa. Chi ha fatto Piriton? Santo Dio da me, ma sei fatto tu stupido, perché non lo dici? E l'hai fatto Non ti te. ho Ma qua spirito!
capitano! del maresciallo Esposito! Parlami! No, fatemi chiamare. Ti prego! E parlami! La sua parlare, si deve essere tutto quanto. Guarda, Parlami! Ma che c'ha l'Esposito? Uno callo di a sinistra, la pigliamo sto mappa. Ma che c'ha l'Esposito? Vi ordino di presentarvi immediatamente! Ah, voglio a me tu poco mi conosci! No, Mimì, tu a me mi fa fa! Ma che c'ha l'Esposito? Presentarsi immediatamente, altrimenti sarete messi agli arresti! Non ti sento! Non sente, la Sì. Non ti sento! Ma perché? 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 Senti, non ce la faccio più, mi voglio anche qua. Enrico, un poco, non ti preoccupare, ma quasi fornuto. La sa che stai scemo? Esce. Non devi ricoverare Quanto 3 anni. tempo? 3 anni. La sa, le capitano, nessuno mangia. Sa catena chi da qui? Al massimo non la fermo, mi sono staccata catena. Mannaggia, chi lo potente mi ha disuppidito a me, mi ha Dani, disuppidito. Dani, Tu, Dani. Mimì, No. rimane a mattina e Sì, vai sì. immediatamente a casa, Sì. disse, Non ti ya. preoccupare, mi dà che, non ti preoccupa. Non ti preoccupare, ma la mattina mio fumetto non resta a questo disgraziato. Bene, brava, disgraziata, deve fare i conti con me. Tu rimane a mattina, vai e La arresta prima cosa esse. che faccio rimane la mattina, va che l'arrestano. Buona, brava, punta e vai, jawohl. Credere, obbedire e scioperare, ya. Credere, obbedire e scioperare, ya. Muova buona. Adesso fa via, è buono, essere ma. Rimane la mattina, non ci lì a kiss. Non ci noi, non ci ma seduta spiritica, voglio sapere che mariccia. Chi l'è fatta così? Fate così, mi fa un cucetto feghe da me. E mi rufen, sembra Lucaga in questa casa, che ha successo, che ha stato, perché a Lucaga, perché a Lucaga. Achtung, state accorti, meine luogotenente. Un vate spinto tutti per l'otto sconze, state accorti. Credere, obbedire, scioperare. Credere, obbedire, scioperare. Ya! Madonna mia, capo, e come mi fa male. Dico, andiamo un genio, che qua tira una brutta aria. Portati là su scema. Per la canna è proprio buono. No, non è buono, scema. Andiamo già a qua, lo so. Io te la non può fare su scema. Non è che la capo balcona, la capo balcona, a su scema. Ma vuoi fornire onore a Luca? Il mammo sono asciutto lo tranzo. D'accordo, perché quei giorni che si danza ci manna tutto quanto. Sì. Ma era necessario fare sta seduta spiritica. Era necessario, necessarissimo, dice pure. Perché? Guardate il perché. Il perché non te lo posso dire, capito? Che doveva essere, diciamo, una sorpresa. Che sorpresa si fa? Una bellissima sorpresa. E cioè? Avesse cambiato la vita nostra completamente, capito? Ma migliore o peggiore? Stai paziente. Migliore, molto migliore assai. Cioè se tu fai la seduta spiritica Mi faccio la seduta spirituale. e Esposito ti risponde, la nostra vita cambia da così a così. Esattamente. Hai capito? E vatti a riposare, no? Che rimane al mattino fresca fresca. La mattina chi se capitano, no? Ah, ma io rimano quando un chioppa qui, lo metto sotto e lo faccio parlare. Ma non ti dico una cosa in confidenza. Sì. Chi settimana, se non parlo, morte pure, sposa. Lo faccio una piena. Bravo. E ti faccio...
stavo dicendo. Cosa fare qui? Ho trovato la porta aperta. Tu hai trovato la porta aperta. Vi giuro. Non tu va zitta. Ma perché non mi credete? Perché io conosco che voi. Ah, voi mi conoscete? Ya, vuoi essere mandato dal nemico? Ma quale nemico? Vuoi essere sporco spia? Io veramente aiuto a Che dovrei? Voi vedete uno spia nella mia base segreta! Ma quale spia? Tradimento! Una spia nemica! Ma vedi che mi state sbagliando? Mimì! Ma chi state chiamando? Maledetta! Mai nel luogo tenendo quando io avevo bisogno non essere mai presente, ya! Ma voi vi sbagliate? Non mi sbaglio. Voi vi state sbagliando! Non mi sbaglio. Voi vi state sbagliando! Non mi sbaglio! Mimì! Che sta, che sta buttando? Mimì è stato che trovare lui da spia in oscuro! Ma guarda! Lui vuole che tu paga il piano segreto. Non vattene, andiamo, che Piano segreto! È piccerino! Io pare non solo in gava, non solo in gava, e allora ma da che c'è cosa fare qui? Ma mi fate spiegare? Che non glielo dite! E quello non mi dà il cazzo di parlare! E parlate! Posso parlare? Sì, Dunque io... ma che dunque Lo so, Vallano! Mimì, questo è stato venduto a nemica! Cioè, non ti preoccupare, te ne puoi andare perché adesso il nemico è nelle nostre mani! Javol! Non va nemico! Stare zitto! Ok? Ma non è tutto che sta qui! Papà, io ti voglio studiare! Che ne uno di È stato che trovare lui da spia in oscuro che emana in sacco. Ma che stai a rubare? Chi l'ha ritenuto a trovare che mi rindo sacco? Ma mi fate spiegare? Ma che puoi spiegare? Che puoi spiegare? Che puoi Per spiegare? fa piacere, mo te ne hai! E me ne va. Ya! E me ne E te ne va. devi andare! Ma ne va. E te ne hai! Crede che obbedire, Obbedire, scioperare? ya. Ya. Non solo in capo. La Madonna nella Non solo in capo. Non solo in capo. Ah! Crede che obbedire, scioperare? Ya. Andiamoci! Mamma, ma chi è tu, signore? E te ci facci in casa nostra? Un momento. Avanti, parlate, facci d'ambrezza. a me, che ci facete qua? E mo vi spiego. Ma non volete spiegare, non potete perdere tempo. Io già finito a capo motto. Scusate, ma perché non parlate? Ma posso parlare? Sì! Andiamoci! Sono Gennaro Capice. Cacà c'è moglie. Cacà c'è figlia. Cacà c'è marito! Uè. Cacà c'è sorella. Allora facessi, scusate una cacà c'è H3! Dite! Il perché mi trovo qua? E si sono puliti! È facile da Andiamo, spiegare. andiamo. Viaggiando sulla provinciale si è fermato il motore della mia macchina. Ed eccomi. E il cannello come sta? A posto. E lo spinderogeno? Buono. E la benzina? Il pieno. Signore, la batteria! Scarico. E come cazzo volete che mi dato la batteria scarica? Sono sceso da là. Le uniche luci erano quelle di questa abitazione. Sempre appicciate le luci da sta casa, sempre, pure la notte! Con questa torcia. Torcia. La pillola! Bella la torcia! E parli italiano. Con questa torcia ho percorso il viottolo di Campania e sono arrivato davanti a casa Ma vostra. fatemi sapere, ma come siete entrato? La porta stava aperta. Sempre aperta! Sta porta rimane più la porta aperta di a fuoco! Sono entrato. Il signore di prima mi ha trovato. E tutto il resto. Lo sapete. Hai capito? Anche sto signore lo stiamo combinando una zozza! Ma scusate, ma perché non l'avete detto subito? Bella domanda, mamma. Signora, quello non mi ha dato il canzio di poter parlare. Non va dato il canto. Se dite, boh, cazzo, parate o non parate, quello adesso voi lo dovete sapere. L'unico paese più vicino sta a 6 km. Oh, Pullman passo solo rimane a mattina. Sta a posto per dormire, non ne teniamo. Mamma, Corre. mi è venuta un'idea. Ma vi da credere, signore, quando viene l'idea mia figli tremano a capo pera. Ti mamma. Che idea? Che idea è venuta? Perché non lo mettiamo a dormire vicino a zio Adolfo? Che dacci vita, così me la mocco, oh lupa, chi tatazzi! Ma vedete quanta guai che vi sto procurando? Ah, sentite, non è che se non è che, lei che non sa. Sentite, mi dispiace se voi questa sera vi arrangiate un pochettino sul divano. Ma io credo che il signor Cacascia tiene proprio tempo di restare qua. Sì? Ma mettiamolo a dormire vicino a zio Adolfo. No. Sto benissimo sul Ma io divano. credo che state scomodo. Io Sì, dico, pensi sì. io dico assolutamente di Va no. bene così! Va benissimo. Oh, scusa. Signor Capisce? Sì. E venite con me che vi offro una bella tazza di caffè. Sì, andate. Guardate, mia sorella Rosario, quando tenevo un bar la chiamavano Rosario a caffè. Ah, come fu il caffè, che se non lo fanno giù. Prego, accomodate. Posso? Prego. Accomodato. E come lo Prego. preferite il caffè amaro? Dolce, signora, dolce. Dolce! Oh, mamma mia, ma è possibile che tu ogni volta che bello lo cruno mi butti? Tengi un cazzo! Non ti devi
devi permettere, capitano. Che c'è? Che c'è? Io continuo di paura in questa casa, che c'è? Io non studio più. E che fai? Perché ora mi metto a continuare il tecchio e poi mi corico. Sì, e dove sei arrivato con questo tecchio? Dimmi una cosa. Ho fatto gnocco solo. Lascialo con un gnocco solo, non ti preoccupare. Papà! Oh. Ma io te lo lascio con gnocco solo, viene fuori la cappa di polifemo. Non ti preoccupare, papà. Quanta capa di polifemo stanno in sta casa? Buonanotte! Fatta poco. Buonanotte! Non ti arrabbiare. Ma insomma, ogni volta che ti trovi scomme sangue, sei peggio di tua madre. Nasali. Possibile che paura da Era proprio necessario fare rimanere a chi strinda a sta casa. ma non può avere un incidente che fa provinciale e fu al suo comune dice che non è conci che sa da fare. Fare non fa freddo, poteva benissimamente dormire in dama. Una volta ero proprio casa e chiesa, adesso ti sei diventata citozza. Non ci voleva, non ci voleva, non ci voleva. Non ci voleva che cosa? Oh, tu sei scordato. Non mi ricordo più niente. Noi stasera una fase seduta spiritica con il maresciallo Esposito. Ho fatto la seduta spirituale. Brava. E mo con chi strinda a sta casa, mi sai dice come facciamo? Non mi preoccupare, se tu ti spieghi che facciamo rimane a mattina, tante spozze, tu dove stai che io tocco? E se questi non sono va? Non se ne va, io mi chiamo Carluccio meccanico, faccio di carro, rimane a mattina, non c'è mai, capisci? Senza tu, e se ne va. Vabbè. E allora si chiama Carluccio Meccanica. Mimmi, io vado a letto. Mi aspetti? Ma chi? A me. Io sì, io tengo male da, ma aspettai. Che stato? E perché te non sei pieno, hai capito no? Ho 20 anni che ti non male capo. Ho pigliato che si fa un picco sopra a casa, te mi piccia capo per. E me levo tutte cose. Avevo domani capra, non domani niente. Appena sposato con suo banco, vuole pure a basse scale, non toccando. Mi chiamo a Carluccio, va. Guarda, un telefono, ma che città! Un po' fanno tu un ecchio che ci scassa tutte cose. Un telefono quasi. Buzzino, fammi un po' di ridosso, Buzzino, fammi venire. La rotta bene, siete stato. Telefono. Non è possibile. Fammi un po' di capire. Vediamo un telefono che non funziona. Pure come questa casa che c'era dato un barone, un po' un mese, capo per fare gli esperimenti, ma sono troppo umidi per morire di Dio. Lo scapuzzino non mi dirà che Dio sta chiamando bene.
una casa rossa, poi ci tu vai su la mani, sono più di 5 stanze qua. Poi ci dice mamma, poi mi pigliano pure mano una parte un'altra. Non è possibile proprio. Però quando è bello tu ti metti in una stanza qua da solo, tutti scemi che stanno con me, ringraziando Dio, sono proprietari del mondo. Ah, mamma mia bella. 10 giorni di tempo da scoprire, da fare. E come faccio a fottere alla treta se è un continuo? Adesso leggere non il giornale, che cosa piace stare? Nel deserto del Sahara, nel deserto del Sahara, forse che su lei dice Sahara o deserto. Nel deserto del Sahara, un'eccellente vita, nel deserto del Sahara, Giulietta, si sono scontrate due jeep, qui una piezza cammello, si lamentano due morti e un ferito, si lamentano. La prima volta che senti dice che i morti si lamentano due morti. E chi è? Ehi, e tu che ci fai da casa? La prima cosa, la casa non è la mia e non è la tua, e il seggio non è mio, non è tuo, sullo giornale non è stato un genere, hai capito? Poi, ma chi si? Ora come ti abbiamo il giornale a presa, e non c'è parla di Cristo. Nico! So bimbi, Nico. Bibi! So bimbi. Bibi! So bimbi. Mia cognato! Un fratello di tua moglie. Il fratello di mia moglie! So Mimì, so. Mimì! Mia cognato! Ma tu mi conosci? Ciao Mimì! Ciao, Nico. Mimì! Nico. Mimì! Mimì! Ma tu chiamava parecchi botte qua. E rimane soccanato da voi. Tu mi capiti, sto sempre Mimì, pure rimane. Mia cognato! Oh, fratello di tua moglie. Il fratello di mia moglie! Mimì! Nico. Mimì! Oh. Anzi portate il carro, posso fare un bello solito? Tu solo. Solo io! Infatti, là. Mi metto là, Mimì! Mettiti là, chiami là. Ciao Mimì! Ciao. Mimì! Mio cognato! Anzi, diceva la sola salve con la bagagna e pillo, chi si sta peggiorando? Potete capire che se non si facendo rimane dopo il giornale la notizia. Mica casa ci sono cognato scemo! Nico! Nico! Mimì! La cucina una domanda così. Chi sono? Mimì! Non ti Mia cognato! Non ti scordai, capito? Il fratello di mia moglie! Bravo! Rosario! Bravo! Mimì! Nico! Faccio solità! Infatti. Quindi ma come stiamo combinando questa casa? Un tedesco a re, un scemannazzo, che le cacco tutte spirite. Come ci ha cantato? Fammi morire. Fammi morire. Chi sta dando sta? Capisci, la gente con mezz'ora che non da un anno busato, cacciami a dormire tutto quanto. Chi se non bene? Dove andate? Non sapete domandare su scemo, chi sta mandando? Ma ora è chiuso. Maria! Rosaria! Capisci? Maria! Rosaria! Capisci? Maria! Rosaria! Capisci? Mi hai chiamato, Mimì? Poi, ma che sto? Tu capisci la Rosaria? Io ti stavo aspettando là, rindoni. Come l'hai chiamata? Oggi pigliato un pinno. E se ne è scesa, sì, oh. Sì, signore. Tu capisci la Rosaria? Ma io che ne faccio? Ma non è che sta in da cucina. No, in cucina non ci sta. Io ne vengo proprio là. No. Sentite, chi sta con che parte da stava? Bene. Ah, aspetta. Comandante Nico? Preparati, allora. Nico, a dove stive prima io a carta?
Non mi ricordo, non mi ricordo. Lo sa che sta scemo. Dopo ti spiego una cosa. Madonna, non volesse che Adolf l'avesse comprato. Chi lo bucherà questo lobo adesso? Stai zitti, cammini. Secondo te, frate, ti scemo la capo, bene, pulizia. E poi faceva sta la pistola, che colpa hai? Devi ottocchi. E quando mi dici? Ma quando Ma perché la pistola mi fa prima di me parlando a sta casa. Se ti prima chi se la matua, va bene? Però tu vai a prendere poco Caterina Rossa, tu vai a prendere il giardino e vai a prendere due scapuzzini. Andiamo, capisci? 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 Vieni sì, capisci? Ma ne lasciate solo no? O stanno che a me non mi hanno lasciato solo. Attaccaiamo. Acciaiamo. Acca. Non è acca. Manca là, attaccaiamo. Attaccaiamo. Ha già avuto un'idea. A mia se carta, si esce a se spada, vaga là. Si esce a se bastone, vaga là. A serenare, attaccaiamo. Attaccaiamo a serenare, attaccaiamo. Ma non stanno bene, ma Scapuzzino non c'è sta. a serenare dopo. Non pescava, Non pescavo. Ma sono quattro scalini, scale e schiatta a capo. Quante zitte? Il domazzo! Capito? Scemo, dove è tutta coppa al balcone? Scemo! Nini, tu giardino non c'è stato. E manca a casa. Manca due scapuzzini. Madonna, da quando sei Adolf? andata appunto, non l'ha visti più ad Adolf. E ne manca a Caterina. Si è volatilizzato. Con mano fantasma. Non cominciamo che è fantasma, che cavolo visto tutto quanto, hai capito? E forse se n'è andato. Se n'è andato. E allora non ho scostumato. Ma come una izza in culo e se ne va senza salutare. Ma se ne va, o tempo che sta maniera, la macchina rotta, e fosse mezza la vita, se ne va. Eppure chi sta in casa non ci sta. Certo che è un mistero, certo che è un mistero. Domandiamo a Nicola. Sapessi che così? Lo sai che non può a casa? Che? Allora Sant'Antonio. Ma che si- Nicola, dopo che la sai già prima mi stava fumando come un caprettiere, capito? E che niente ci. Lo devi ricoverare, che sei scemo. 3 anni, rinda a casa, c'è una dentro tua, che c'è un uccello bacchetti e accendere. Che stai scemo, capito? Sta peggiorando. Tu stai peggiorando, che si sta dentro sta casa, che si stermina tutto quanto. È scemo. Senti, ma pur chi sta in casa non ci sta. Ma vuoi ricovere se ne aiuto? Ma da volta se ne chiudo, dobbiamo arrivare a questo tempo, sei una macchina scassata. Ah, per favore. Ma del resto a noi che ce ne vuole. Anzi, meglio così. Sai che facciamo? Approfittiamo e facciamo subito la nostra seduta spirituale. Poi, tra mezz'ora incominciamo, preparati. Andiamo, facciamo subito la gente. Ma mi tocca, vado a fare il manichino, ciao Raia, ma è possibile che non scomparire nessuno che subito la seduta spiritica? Non può scomparire nessuno! La donna così si trova nel pantofolo, ora sta nel pantofolo. Facciamo una bella seduta spiritica. E il pantofolo parlava sempre di sto caso toglie. Appena scompare qualcuno facciamo la seduta, sto tavolo mo stanno facendo che non ne può più. Zuzzosa! Mi siete dimenticati le scarpe sotto il divano, zuzzosa! Poi andate a destra e a sinistra e scarpaccia alla sandia a terra, scarpe, pantofoli, e scopettini, zozze! E che si fanno lì? Capisci? Mannaggia lo sangue chi va bene, e non è mese che vogliamo cercare! Capisci? Gli ho detto di dormire sopra il divano, non sotto! Andiamoci, noi siamo non mi cago, capisci? Capisci? Alzate, pigliate su un malamente, la non libera, la merda, la mano! Capisci? Andiamo che tra poco è mattino, capisci? 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 Mamma, lo patatelle, e qui stanno suoni chi, capisci? 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 Ma che capisci? Capisci?
bene, come siete morta? Ma devo mai rispondere? Cambia, altrimenti diventa l'unica stranezza che sta famiglia. Capisci? Capisci? Forse stavolta nel sogno vi tocco la giugulara. La giugulara è ferma. È ferma, non sputta il sangue la giugulara. Capisci? E come cazzo mi fanno? Come mi dà già spostare capisci? Capisci? Quando mi di avere moglie, quando mi di avere rosario che si muoiono, capisci? Sta già portando in due cappuccini, capisci? Ma facci lo sai ciccia come si deve fare? Ma che vado mangiato per i miei mogli? Non si deve fare a Torino, pacciarino, sì? Mamma, Ah, brava! Che sei fatta? Chiama a casone. Come a casone? Hai fatto fritta? No, ho fatto i pesci, Hai fatto fritta? Sì, fatto i potti a mo'. Hai fatto fatta? Ma l'ho fatta chi da prima, ci fatto. Ucciso Luca da spia? No. Come no? Sì. Brava! Sì o no? Bravo, sì o no? Sì. L'hai ucciso, sì o no? La cecisa, chi da prima, la cecisa. Brava, bene, good, wunderbar. Adesso tu sarai decorata a valore per il tuo grande gesto eroico con Maraglia. Ma fa piacere, chi mi attacca a Maraglia? Io. Non mi attacca, capito? Go! Hai schifo. Bene, Ecco. brava, wunderbar. Wunderbar. Bravissima, ma posso ritirare? Allora dai, mi Corretto. caramba una manica che sei curta e manca mano. Prima mi si è formata dopo pacchianelli. Ah, ho capito. Avevi bisogno di mana? Sì, ma Dove portare? in due scappuccini Va hanno bene, amici. va bene. I nemici tutti e due scappuccini. Vai, calma, Nein! Io essere piuga, non mi posso lasciare fare questi servizi. Questo essere dein Weisung, questo essere tuo compito di luogotenente, ja? Tu devi solo credere, obbedire e scioperare, ja? Tu sempre non pigliassi zitti, dammi una mano. Tu devi solo seguire meine ordine, ja? Credere, obbedire, Non scioperare. ti posso salutare che sono dei corpi. Non me ne fotta! Tu devi solo credere, obbedire, scioperare, ja? Muova buona! Non si sa come cazzo tu hai la macchina, capito? Ma come tu hai a casa ma sulla torre che ti ha torre tu? Ma come siete venuti a morire a casa mia? Ma insomma se fosse tempo per mandare una campagna. Ammazza! Capito tu pizza? Hai capito no? Ci ha buttato da dare tutti come? Prego, signore. Buonasera, buonasera. Buonasera. Chi siete? Che volete? Che cercate? Datemi perché casa mi ha detto facete ambresse. Chi siete? Che volete? Voi. Ha parlato come parlava. A sapere non aprite chiamate per culo. Ma che vada tutta questa confidenza? Mi capita Non sempre! fate capitare, bello signore, non vi deve capitare. Il perculo! Il perculo. Sono io. Ah, voi siete per culo? Arturo Perculo! Per culo in carne ed ossa. In carne Mi d'osso! fa piacere. Questa cavali è moglie Per Adelina! culo pure essa. Ah, no. Io faccio braciola. Ah, madonna, diciamo che facete buono, signora mia. Speriamo che le fate bene. Un bacido spiritoso. Braciola cugnommo. Ah, che bello cognome, per culo che bracciolo, bellissimi, attenzione, una manana. Ah, sera, tardi, mi da casa la gente. E che volete, che cercate? Che sono da casa mia, me ne dovete andare là che pressa. Me ne dovete andare là che Abbiate pressa. un po' di basilico! Dite presto, fate Sono presto. rimasto bene! Un guasto alla macchina proprio vicino a casa vostra! Non ci credo, non ci credo, per culo non ci credo. Sulla provinciale. Ra! Grazie. Proprio così! No, ma mica siete l'unico. Sì, fa. Sì. Noi abbiamo notato Cate notato. un'altra macchina ferma! Ah. Adelina! Ma sa che qualcuno ha la nostra stessa sfortuna! A sfortuna. La stessa sfortuna! No. No! Sì! Ah, sì! L'altro signore si è fermato con la macchina, forse con lo E stesso. dove sto? E cosa fa? E dove andò? Rispondete. Dove rispondo? E avanti, parlate. Dove sto?
cosa fa? Avanti, parlato. Se ne è giù. Hai stato un culo e se ne è giù. Appi, in piena notte. In da una notte china. In da una notte china. In una notte china. Hai stato un culo e se ne è giù. Ma siete sicuri? Ma siete certi? Avanti, parlate! Dite la verità! Tutta la verità! Nient'altro che la verità! Avanti, parlate! Braccio! Per culo! Ma non stiamo al tribunale, a che sono, avanti parlare, mi volete interrogare, non fare un bacio, ieri sera che avete fatto la sigaretta a mo', bracciola! A che non stanno facendo? Per cuoco! Ma che sta succedendo? Ma che ne sai, sono un po' la sena, che ha visto più a Ma forse si sarà una scusa caccapatta. Sicuramente si sarà nascosto. Ah, qua non ci piove. Ah, non piove. No, no. Ah, hai ragione, hai ragione. A caccata parte. E goccia si sente. Sa sentono. Ma poi accanto di un bravo arrivate delle gocce, ma alla fine per cuoco, alla fine bracciola, altro che vanno fuori. Ni, allora, ni, solo che è strano. Oh, vero, uno posa ne va così, all'improvviso. All'improvviso. Attenzione come schiatta senza faccia sapere. All'improvviso. Esatto, all'improvviso. Quando si entra qui, stai. E siamo arrivati finalmente due esperti di quartiere generale. Come mai tutto questo ritardo, questo ritardo? Veramente, vengo preso, anzi, ma non mi preoccupare, mio caro Fuller, questo tuo camminare con macchina fuori provinciale, forse comune, non acconciare, scassate macchine, adesso qua, ecco tu, agente. Sì, scassate macchine. Motore caput. Caput. Cazzarola. Non avevo pazienza, non avevo pazienza. Comunque qui mia base segreta, tutto in ordine, tutto sotto controllo. Voi dovete sapere che poco fa mio figlio luogotenente Mimì ha ucciso lui da spia in oscura. Ma non Avete ucciso una persona? Sì, no. Ma no, lui ha preso pistola e ha fatto pupù. Cante! Suscita la polina, la braccioletta. Io quando giocavo pupù saccio dove andare, che sai, mi dicevi stanche 5 CS. Ma che l'ha che avete fatto pupù. Ma che la Ha fatto pupù con pistola, pupù e ha ucciso definitivamente. Come no? Io avevo visto cadavere a te tutti i fan. C'è stato un cadavere a tre non va. Ma non è per culo, ma siete proprio per culo. Ma non ti capite niente da questo? No, lo sapevo. Che finalmente state qua, dobbiamo preparare una grandiosa strategia per attaccare il pinguino. A chi avete attaccato? Cazzo, ma che sei sordo? I pinguini! Ma voi non avete ricevuto mai un messaggio, nein? Abbiamo ricevuto il mio grande fuoco. Jawohl! Adesso non ti preoccupare perché adesso i due aspetti del quartiere generale stanno stanchi e si devono andare a riposare. Possono andare a riposare? Stanchi. Mio fiore, abbiamo bisogno di un minuto di riposo. Pure, punte pa, alla buona tedesca Sì, è quello di Frankfurt Main. Ah, Frankfurt, bene. State stanca? Sì. Avete anche riposato? Esatto. Stanno a stendere? La pressione specialmente sta a stendere bene. Va bene. Allora incomincio io a preparare piano strategico. Sì, Jawohl! Sì. Pensa tu allora alloggia, Allora che sto a fare? Credere, Obbedire, scioperare. Credere, Ad fare un momento da rispondere pure tu. obbedire, superare, State buono, state buono. Questo è il mio cognato Adolfo, ogni mercoledì si vede Hitler, viaggia fa Mussolini, sapesse per lei. Se passo io in questa casa. L'abbiamo capito subito che era scemo. Io ci vuole assai, sentite. Però un'altra cosa, tutte le parole che ha detto, morti e feriti, sono tutte sue fantasie, avete capito? Ho portato a casa mia, ho rito quel padre nostro. Così, ma Così posso veramente. Ma quindi non c'è sta nessuna spia, no? Nessuna spia. Nessuno muore. Non sono morto, braccio la mano stiamo pazziando, ho portato a casa mia. Io veramente me ne vedo venuto che
non si vede. Ma spiegatelo meglio. Io la sera prima di andare a letto mi devo schiare sul divano. Che braccia aperte. E braccia aperte. Lo fa bene? Esatto, mi fa bene, vi prego di farlo pure voi a casa vostra. E va bene. Va. Lo faccio pure io. A casa Cosa mia. tiene che la braccioletta? Vile si ti fa fare una telefonata. Bracciola. Posso fare una telefonata? Posso fare una telefonata? Sì. Grazie. No! La telefonata non la potete fare, il telefono è guasto. Ho fatto tu. No. E che significa quando non ho fatto tu? È guasto. Bene, vedete, il telefono è guasto, ho fatto tu. Ho fatto tu! No. Che significa quando... È guasto. Bene, allora per cortesia ve ne dovete andare di qua, va bene? Bracciolo! Oggi 80.000 volte che sbaglio su questa motora non vi dovete sedere mai più! Maresciallo Scogliamento Nicola! Presente! Dove stai il amico? Ecco Che cacchio ne so! Oh vabbè, mare, non va bene, sa portato, prima amore, i torna aspetta, Mi torna aspetta! non ti scordare, Non ti scordare! oh vabbè, Oh vabbè! oh vabbè, Oh vabbè! oh vabbè, Oh vabbè! bando, Bando! Non sono! Ma pure lui soffre di... scemo, sì, questo è il primo scemo, è il mio cognato Nicola, marito di mia sorella. Nell'esercito l'ha scoppiata una bomba vicino al pelo. Bracciole che lo morisce così al pelo che si azzecca cagato. Magari era come una zuppa. Niente di meno, al pelo non l'ha fatto niente. A botta proseguita tutto qua, l'ha pigliato tutto questo pezzo qua, si poteva fermare qua, no. Ha continuato in qua. E tutta questa cosa qua, insomma, per la portare in prego, bracciole, è scemo da capo al pelo. Se seduto spirito. Ma ho capito bene, morto! Sì, hanno detto morto. Defunto! Amanda, ma chi l'ha detto mai defunto per Ma chi favore? sono questi signori? Ma allora c'è sta il cadavere. Ma chi sono questi signori? Ah, ti presento i due per cuoco. Cavolo cuoco è un esempio! Io sono Bracciolo. Quanto è bello, guardate. Per cuoco e bracciola. Piacere, piacere. Ma allora dove sto? Ma che stai facendo in questa posizione? Ah, signor, si dilà. Mi rilasso. Se posso sapere chi è morta! Ma voi che ci fate in casa nostra a quest'ora? Signor, abbiamo avuto un guasto alla macchina. Pure voi? Ma capisci? Io voglio sapere a dove trovo sto benedetto cadavere! Mimmi, ma è quale cadavere stanno parlando? Non lo so se fissate che di sta casa ci stanno morti. Voi! Voi, Stavate parlando di un morto mentre entravate! Non è vero. signore. Non ci Ci si credo. sente bu! Non ci Sì, credo. sì, avete detto morto. Bracciolo. Noi stavamo parlando di papà. Esatto, mio suocero. Esatto. Perché avete sapere che mio padre è morto da circa una decina di Ah, anni. 10 anni fa è morto. E quindi abbiamo deciso di fare una bella bella festa.Assa niente, papà è morto da città. Sì, tu sbagliato. Signore, di fare una bella contemplazione Esatto. del defunto. Abbiate pazienza, signor. È che da quando siamo entrati in questa casa che stiamo sentendo un sacco di cose strane. Braccioletta, Sì, ma voi a quando tempo state in questa casa? mezz'ora. Io sono 20 anni per dire che cose strane. Quindi per favore. Ma come cacchio lascia prima questo piano strategico se Caterina non lasciava mai a me in pace. Ma chi è? Un'altra volta, ne? È trasuto in camera mia, ti supara. Mia figlia Caterina. Non la toccate? Che tesoro! Ma che succedeva una volta o mese? Non è successa mai una cosa del genere? Io già sto tranquillo, io già prima con un piano strategico. Lascia tanto Ma zitto. no, mi fa pressione. Piccola mia! Ma pare un fantasma! Per cuoco. Caprimo tutto quanto, capito? Non è un fantasma. Zitto!
Ha fatto un giro, ma vedete se Se ne sta tornando in camera sua. Viene a giocare Quando con è la- Non venire più da me, Nascita. capite? Non venire Non più da nascita. me. Mi tengo con Non nascita. Tranquillo, ma per favore. Mamma. E pure se non camminasse, sarebbe proprio da un cadavere quello. Per cuoco! Allora a questo punto lo sapete che cosa vuol dire? La cadavere, il fantasma, voi ve lo dovete andare. Basta, basta! Vattene, Paolo, che mi contas. Vattene su! Siccome io sono un signore, andate a prendere un caffè che mi fa mia moglie e dopo un caffè con se ne debbono andare. Brasole, andiamoci! Per cuoco, subito! A Brasole annuncio per cuocare, andiamoci! Andiamoci! Quindi prima a Brasole, e poi mi do per culo! Che hai detto? Che hai detto che non ho capito? Ricordati che un caffè o stava a fare di noi. E me lo devo fare dunque, tra poco sono sta scioscia! Per cuoco, mi dà capo perché la macchina si è messa in botte, Scemi! Scemi mi fatti chiamare per cuoco, ma sei tu, avevo fornito! Oh, Sta portato prima mo! sta buttato prima mo. Ti torno aspetta, ma! Mi torno, aspetta. Scemi, non ti scordare! Non ti scordare. Scemi! Oh amore, sta buttato prima amore. Oh amore, Che te la faccio fare? sta buttato prima amore. Scemi, ma che te la faccio? Che te la faccio? Scemi! Oh amore, prima di tutto stando a sta casa, abbandono, amore, in sacco di non capisci? Capisci? Io mangia a spostare, come mangia a fare, quando la trovo, non mandevo. Ma come tanta casa, proprio a casa, ti da finire, proprio a casa. E non c'è una cosa, siete pure pesanti, gli stocchini esciati, che capite? Gli stocchini esciati, che capite? Voi non mi conoscete, capite? E non c'è. Mamma la Madonna, più stata in terra e più un grassone. Mamma la Madonna. Non ci capito morto, pigli una mezz'ora prima e più leggeri quando pigli una mezz'ora roba. Ma che fa magnana? Morte è pura. Capisci? Capisci? Come stanno belle tutte e due. Capisci? Maronna e come spaccino si deve passare. Non c'è la prima stazione. Per la via Cruci sta la prima stazione, non c'è. Ma non mi sto surando tutti quanti, non ce la faccio più capire. Per favore, sono una calimma. Ci ha bucato proprio rilassato, proprio con la megate. A faccio non si ciccia. Si è morto quando si rilassa, si hanno a bucare con che parte, non con la me. Va bene, capite? Ma già non siamo in due scapuzzini. E capi tu capi? Se non si ciccia. Ti dico, poi. Ma già non sono poi. Ma dico io, santo il nostro Signore. Ma dico io. Ma voi siete stati poco buoni, ma come ti dà a fare in viaggio? Che vi mettete a fare in viaggio? Che sa che sa mangiata? E vi fa scaricare a cattivo. Avete detto, ma io mi faccio a nascondere, che se vede mia moglie, vede lo sa, che succede la guerra. Ma facciamo una cosa, cambio di collaborare, capito? Io non mi sento. Va bene? Voi stiamo a me, poi non ci sento, prima. Va bene? Cerchiamo di collaborare. Io non mi sposto più a centro. Vi squatto le gambe. Oggi sbagliato. Vi apro le gambe. Ma poi io metto una coscia qua, una coscia là. Io mi metto in mezzo. Poi voi mi date una mano qua e una mano qua. Io vi piglio, vai, così ve ne andiamo a Carpone. Se dice così non lo so, scambiano foto, non metti dare da me. Capisci? Io una poca cara passata. Capi, la prima mano qua, capisci? La mano qua. Capi! Mo' ci venute là, dobbiamo collaborare! Sto capace, ma notte di Natale! Mimì, ma si stanno mandando pazzi! Chi l'è morto? Come ti sei? Scusi, capi, scusi.
Mamma mia, che mano fredda che tieni. E nasconde la mano. Ma no, uno non lo sa. Ma me la darò! Ma me la darò! Ma me la darò! Ma me la darò! Cade! Ma che ti sei scordata a rendere da cantina? Mannaggia di cantina! Ma me la darò! Senza rendere! Ma metti come sei brutto, capito? Ma non mi parlate fino a me! Non devi fare a dire, capito? O perciò facevo, batte per no! Che lo so chi bracciale che la corda! E lui ha dato il cuttone vicino al bracciale! Capiamo che ti porto per fuori un tappenno, non ti voglio vedere senza niente! Un tappenno! Paramo non ha dolore. Bravo, ne hai ci sanata! Ci sono. Bravo, bene, punta e Non va! devo niente che fa stamattina, ma ci pensi che fa tutti quelli che hanno nato in roba che sto Bene. sparando tutto quanto. Bravo, tu tutto quello che passano qua fuori, anziché tutto quanto. Esatto. Bene, adesso tu per quest'altra gesta eroica sarai decorato con altra medaglia a favore. No, per favore, non mi appuntare. No, io te l'ho già puntata. Voglio Te l'hai già Sì, puntata. sì, Bravo, bene, punta e va, continua così. Accica tutto quanto. Bravo, mai nel luogo tenente. State buone, ciao. Vieni a casa! Cre. Ah no, mi dà una mano, che sono gemelli che li Nata volta. Io se capisco, non mi posso lasciare a fare queste Ci cose. hanno fra, Eh. non sapendo che prendo fra ci si pure essa. Ma vuoi già capire, è Chi sta più pesante. pesante chi? È pesante. No, non è pesante, è per i morti. No, dico è pesante. pesante. La mavigliamo. Mi dà una mano. Ma ci manca, forse. Mamma mia, lo schianto a chi? Morte e pure. Che te ne fotte, chi l'è morto? È morto a chi? Ice. E fa segna essa, capito no? Dici chi è morto a me. No, kill è morto. Allora, chi è morto? Noi, Ya capito? scusa, ti fa impressa che tengo che faccia prima il piano strategico. Mi dà una mano prima a me. Marone, come sei guaiato, Non voglio... me la becci la gente. Avanti, forza. Eins, vai, drei. Anzi, Eins, vai, drei. 1, 2 e 3. Andiamo belliamo. Mamma ma chi mia. mi sarà, nego? Is. Capi? Ah no, che lo sostengo, morto. Sostenna. Avanti, forza. Mamma mia. Tu pure sei guaiato, voglio... Allora tu pigli coscia. Tu pigli pietta, pigliato proprio vostro. No, tu pigli quella coscia. Avanti, forza. Sapete, state accorti che non tengo garantia. Andiamo belliamo. Eins, vai, 3. drei. Mamma mia. Brava, così, vicino alla finestra. Brava. Buona così, buona. Mimì, fammi piacere per stasera non accicare più a nessuno. Sono troppo pesante. Mamma mia, santissima. Basta accicare molto, domani accicare altro. Bene? Accomodate. Buonasera. Buonanotte, piacere. Buonanotte, scusate, ma che sì? Scusate tanto, signora. Mi chiamo lo Iacono Zappatone. Benissimo, ricosterata. Maria Caracia.
Insomma, in caso vi posso essere utile. Ma voi guardate, Ma voi guardate, guardate che lo porco roriamo, Ma non vedere questa agitazione, ma che succede? Signore, io mi dico una cosa voi a me non mi crede. Ma chi ve l'ha detto? Ma parlate! Ma ti è scassata la macchina poco distante da qua? Ma pare strano. Scusate! Signore, voi lo dite. Signora, a me si è scassata la macchina, si è fatto 4 km e mezzo a bere pure la ditta. E voi lo dite. Ma già non c'è pazienza! Ma già ne devo forza! E perché? Voi a stamattina, finito lo terzo. O Sì, terzo. non so se ve ne siete accorti, ma prima voi ci stanno nati 2 macchine. Infatti, io avevo notato che ci stavano ditte le macchine qua fuori. Sentite, ma cosa volete fare? Che le macchine quando arrivano qua fuori, parapum e si scassano. Per la pompa te Esatto. Per la pompa te scassano. Scassano. Che coincidenza. Scassano, mio marito Mimì. Mimì. Cacaccia. Mimì. Cacaccia, buonasera, signore. No, io si Sono io che ti chiamo. Mimì, indovina a questo signore che le è capitato. Ma Indovina. perché con dovino, ma non ci facciamo. Ma che fai? Poi eravamo uno spuntino. Un camere. Piano piano. Guarda a me, guarda a me. Scusate, signora. Vedi che mi fa la macchina mia, mi sa prima. E mentre cammina la marcia indietro, vedi che ha combinato, ecco fatto. È proprio così, è capitato. Non ci posso credere! Ma che ci sta un'epidemia di motore qua fuori? Io so. Scusate tanto, ma io non sapevo proprio dove andare. Va bene, mio caro signore, vi dico una cosa, che non è questione questa, è questione che uno o telefono è guasta. 2 persone già stanno a dormire capo alla macchina guasta. Esatto. 3 se non dormite nella macchina vostra, non potremmo fare proprio niente. Ma posso ridere una cosa? Mamma no, non recite. Me la posso dire? Mamma è di tutto caessa. Andiamo. Per me? Sì. Non c'è problema! Va bene! Sì, allora, chi stai nato? Sì, sei! Oh, madonna mia! Ma così non ti vicino una doppia tazza che per poco scuma messa! Siete buoni, a me per cuoco non mi piace. Andiamo! Fa poco spiritoso, hai capito benissimamente che sto parlando. Ma che hanno fatto? No, come hanno fatto? Il loro comportamento non mi convince. Ma perché? Che veramente... Specialmente che l'abbraccio. Quel per culo che vedete, quel per culo a me... Non ci posso credere. Io mi sono chiusa là. Mentre ci stavo preparando il caffè, mi sono chiusa a buttare, non l'ho visto più. C'era pure la camera letto e che oggi visto. Abbracciò le schiate sotto il letto che guarda. O per cui capisce vicino all'armatica a scuola. Abbracciò la sotto, per culo! Ma no! Mi sono venuto a fare le prove d'amore in casa mia! Tu mi entravi a tu! Ce ne capisci, no? Sta arrivando marito, Ma tu faccio solo di che succede? Dove sta? Dove state? Voi non dovete assicurare proprio niente, Marco! Marco, voi non dovete assicurare proprio niente! Hai capito, capito? Andiamo zitto, abbracciamo per favore, ma corre, abbracciala sotto per cuoco la coppa! Ma che siete venuti a fare i giochetti a casa mia? Ma questa mia moglie me l'ha detto, io non la voglio mai credere, ma questa volta devo dire che ha ragione, appena ti ha visto, me l'ha detto, ha detto mio caro Mimi, questi 2 sono, mi sembra 2 locca! Che l'hai detto? Questi 2 sono 2 loschi! Sono 2 loscosi! Esatto, loschi. 2 tipi loschi! Ecco, quello sì! Caccia, vi state sbagliando! Abbracciali, non mi sbaglio!
Hai capito? Voi da quando siete entrati, l'interrogatorio, arrostati, chiove, non chiove, sotto ombrello, pizzaiolo. Ma ci avete preso per 2 assassini, 2 criminali, ma che veramente stanno facendo? Però fatemi spiegare! No, qui non è spiegato, non so che vi dico, ma vuol dire che non se ne parla più. Per cuoca, non si può lei, batteni. Ma teniamo la macchina, no? Non mi come fatto, però solo ti metti alla guida e per cuoco spingi. Esatto. In un botto proprio! E allora votta a bracciolo. Chi? Giusto mo, qui. Tenga proprio la forza e buttaissa. E capito no, questo è una pazzia buttaissa, che se non può buttare nessuno, sto pensando una cosa, ma niente si sto pensando che si va a buttare a moglie. Bravo! E forse vi sta proprio l'unico sistema! Mariano, da casa mia! Sì, mo ci mettiamo tutto in macchina che ha Signor, ma la macchina non parte. E te fai appena! Esatto! Sì, però fatemi spiegare! Ma spiega, vattene! 5 minuti non dove andare! Quando ritorni il capitolo lo voglio vedere! Esatto, no! E allora mi dispiace. Le buone maniere non sono servite. Cambiamo sistema. Andiamo bene! Macchina! Ma per una buttata di macchina! Annuncio tra te macchina! È tutta nella storia. E ci andiamo sullo schermo! Senza di mai uno! Fermi! Guardate, noi non teniamo niente. Ma vi dico una cosa, questa casa non è nostra. Tutto quello che vedete non è niente roba nostra. Questa è la casa del barone, fammi saccare. Questa è la casa del barone, fammi saccare. Allora mi invita a Pino, è il barone che si chiama fammi saccare. E qui se volete da noi teniamo soltanto quello è sicuro, guarda. Un jeans. Un G! È buono. Porta bene! Ma noi non vogliamo derubarvi! Vogliamo soltanto sapere chi era la persona che è stata qua prima di noi. Scusate, ma forse state parlando di capisce? Proprio! Ve l'abbiamo detto. Vogliamo la verità! Ma quale verità? La verità, capito? La verità! Maledetto! Su quella pistola senza parecchi! Andiamo bene! Ma che cazzo sta succedendo? In una stanza! Quella che sta succedendo! Non sta male. Ma penso che tutto questo ha bisogno di una spiegazione! Ne cacacà! Cacacate! Siamo cagati. Cacate! E tutte e due! Che te ne dai? Azzo! Scavigliato bene! Mani in alta, maledetta gente nemica! Questa pistola, guancia, questa pistola, fa un presto, snello! Quanto fa presto! Tata zitta, mani in alta, girata, silenzio, snello! Mimi, ma come aveva potuto fare sorprendere da un uomo solo? Che schifo! Meno male sono che io qua a risolvere tutte cose. Vi come pistolen? Pigli pistolen? Mimi, pigli pistola? Mimi! Pigli pistola! Fa un presto, snello! Muovete! Abbassa sti mani, adesso sto che io sotto controllo! Abbassa le mani, pigli pistola! Sei bloccato, sapevo! Colpo Sregen, ci penso io! 1, 2, 3! Avanti! Adesso tu essere responsabile di prigioniero, ja? Io vado a finire piano strategico. Comunque sempre credere, obbedire, scioperare! Mari! Chi ha sparato? Ma chi ha sparato? Cosa ci sta? Chi ha sparato? Io uccido la ciupa! Io uccido la bomba! Mari, ma chi ha sparato? Chi ha sparato? Non sta, ci hanno fatto... Io ci sono venuto un uomo! Ma non è che sei stato tu? Non so quando ci siamo!
faccia, signor. faccia Simone, scemo! Ma è venuto gioco! Ma faccia sparo! A me piaceva assai sto gioco! Scemo, state zitti! Scusate, Guardate che poi tu bagno. Mi sa mica che siamo noi tu bagno. scusate, possiamo abbassare le mani pure noi? Momento! Che non è che le mani si abbassano così. Dobbiamo fare una conferenza. Come voce che Piano piano piano. piano però. Piano. Avanti parla. Andiamo bene. Penso che... Torna così, non ritorni. Cosa passare? Per cuoco. Io volevo dire, penso sia arrivato il momento di chiarire. E volevi dare una piasca la canzone. Ciao Maria. E che ne sa, a me che stiamo parlando tutto sci. Ma che facciamo? I dai mi stavo male, come vogliamo insieme? Ma allora vuol dire schizzi sangue. No. Io adesso vi spiego tutto. Dovete sapere che io e mia moglie siamo due ex partigiani. Parti? Partigiani. Facciamo parte di un'organizzazione che ricerca i criminali fascisti dell'ultima guerra. Criminale fascista. Proprio. Non sto scemo, non ci architetto sì. Ma chi ha sparato? Adesso no! Adesso, la ragazza a destra, la ragazza. Tu mi fai fare una straccia a me. Io voglio solo mostrare l'estero. Ma che sta? Ma che sta facendo? Ma che sta facendo la pipiere tu? Ma fratelli! Ma che stai facendo? Ma chiamalo Iacono! Ma scendo alla testa. Che si cazzo fanno qua nei mobili, capito? No, che le lasci. Andiamo bene. No, adesso. Facite me lavare. Piano piano, Non vale più. Leggi il mochi che si tratta. Leggi il mochi che si tratta. È il cuoco. Così scemo. Uomo, pure. O che ti schizzi di ombra, pure a te. Ma no a te. Dici per culo, non faccia a me. Mai. A un centrale dice per culo. Per culo. Prese. Arturo, funzionario del centro documentazione ex parmigiano. Ah, brava. Ti vuole presentare una parmigiana. Non vi preoccupate. Non mi piace. Ma non è così. La parmigiana me la piace. Non vi preoccupate. A me non mi piace la A me non parmigiana! forte la vita cinta, capite? La faccio vedere tu. Ma è partigiano! Partigiano! Abbraccio non ci detto malamente. Partigiani. Ma si scemo, devo facere la parmigiana. Sta attaccato. Faccio il raggio. Guarda, ufficio ricerca criminali fascisti. Vedete? Questa è la prova che io vi sto dicendo la verità. Quello pure mia moglie ne ha uno simile. È vero, ce l'ho pure io, sì. Sì, ragione, non ho capito qua che sei venuto a fare. Ma è chiaro che questa la macchina era soltanto una scusa. Noi stavamo pedinando una persona e abbiamo trovato la sua macchina qua fuori. Oh, ma voi state parlando di capesce. Però signore, voi dovete sapere che questo è il suo nuovo nome. Oh, vero. Durante la guerra ne aveva un altro. Brava persona. Quando è venuto qua in casa nostra, ricciolillo, bellino, pesante però. Lo so, è pesante. Mangia. A volte le apparenze ingannano, caro signore. Che ne potete sapere voi? Mo decide a me, ma non ha già donato. Ma no. Guardate, è buono. Lo fa voi. Ti mi chiamo lo Iacono. Lo Iacono. Sotto il mano tutto qua, non mi... già, Parmigiano, lo cateno, come sai? Io faccio parte della polizia politica. Servizi segreti. Sto pigliando adesso. Allora, battate il cuore. Piano a destra, capisci? Mi ci sta accorto, così mi straccia. Il capitano sa Niente non deve, Niente non deve. Guarda, chi t'ha fatto? Maronna mia, ma che si mi pare proprio un romanzo giallo. E io non sono Agatha Christie, signore. Ce l'ho colpa. Anche io, come i signori per cuoco, se non seguendo a capisce. E la sua macchina mi ha portato qua a voi. Quindi anche il guasto della vostra macchina. Una semplice scusa per trarti a casa vostra. Ecco. Allora a questo punto le pistole me le posso consegnare. Certo. Parliamo subito. Caccia di gente, ce n'ha così. Voi dovete parlare subito. Sì, lo cadete per favore. Grazie. Parmigiano. Goiacono. Goiacono e No, partigiano. sentite, comunque rimane strano questa sparizione di quest'uomo. Com'è possibile? Ma anche Può darsi che sia ancora in casa. Possiamo salire al piano superiore? Nicola, può salire? Non mi ricordo! Può salire? Però te che roba a me.
Non sono piccani, perché non arrabbarmi. Prego, accomodate. Andate sempre davanti, bastano tutte le storie. Esatto. Grazie, Vieni, bella. Permesso. A destra. Ma da sai di no programma adesso. Ma signore, la destra, già, come adesso da la scuola. A destra. Guardate tutte, Tu lo vedi, io lo vedo. Ma perché ci ha girato la pistola? Scappiamo, per cortesia. Lasciate solo lo scemo. Allora, ma io scemo. Ma posso fare una domanda? Bello. Dimmi. Ma posso fare una domanda? Un minuto, guys. Dite. Che sta cosa? L'ho posata la pistola. Quella potta. Dove potta? Questa porta qua. Questa porta. Qua porta nella stanza da letto. Sì. Di mia figlia. Poi su sto corridoio. Bravo, corridoio. Sì. Si arrivi nella cucina. bravo. A cucina sto Ah, è terrazzino. uscito il barone, fammi sacca. No. E allora? Ma ti pigliato un caffè. Ah, prima mia sorella, non Esatto. siamo andati vicino. Ma quella potta. Mamma. Dove potta? Ma quella porta, per cortesia, non sto capendo niente. Fate segno, quella porta. Quella potta. Dove potta? Quella porta là. Esatto. Quella porta là. Questa potta. Non è questa qua. No. Quella potta là. Dove potta? È meglio che ce lo dica questo stasera per fare. Nello scappuccino. Ecco, dello scabuzzino. Là dentro, sapete, mio marito ci fa gli esperimenti. Esatto. Ah, sì. Vado un attimo a controllare. No! Avete parlato? Io non. Io se sono tu. È quello che parlo sempre. Avete parlato tu? Dico, hai Non parlato? mi ricordo. Non si può fare. Non si può fare. Permettete, ma che bello. No! Avete parlato? Sì. No, perché lo sapete perché? Perché lì dentro vengono degli strumenti delicati. Non si può credere. C'è vita credo. Suonante. Sì. Sì. E che cosa? A batteria. Una batteria. Ma fa piacere anche io. Ma non sono più. E perché? Che ho tic. Sì. Morumbetta e mazzare. Oh, sentite, non lo dare. Chi le smette a paura che quello che dite ci scassate qualche cosa? Ma guarda. Secondo voi io vi scazzo qualcosa? Non mi scassate. Sentite a me. Sì. Starò attentissimo. Ma che peggio? Sentite. Avete parlato? La pallone delle zampizze. Ma siete sempre venuti a parlare? Avete parlato? Ma io non so, Ma sputato! Avete capito? Ma sputato! Non sputarci voi capite, no? Sto spignolossimo qui. Esatto! Ma che pensi? Sentite. Ah, sentite voi a me! Ma niente, stessimo impedendo alla polizia di fare un semplice controllo? I processi. fallo fa il dovere suo, yeah. Ma perché ha nascondito qualcosa di illegale? Chi? Sì, voi! Sì. Sì! No. No! Sì o no? I processi. Semplicissimo! Accomodate. Grazie, permettete! Prego. Mamma mia, quando la fai rotta? Ma perché non mi vedete tu? No, perché non mi mai vedete tu? Ma che È finita per me. È finita. È finita per me. Oh, giunta, vieni, appoggiami. E tu vieni a puttare il porco che sei. E tu vieni a puttare il sigaretto. E non buttare a chissà perché io sono focando c'è. Ma che stai dicendo? Dico, ma va, lo trovo e vado a fare in galera. Perché non fa in galera? Al piano superiore! Al piano superiore! Non c'è nessuno! Niente, non c'è sta anima viva. Non c'è nessuno. Nello sgabuzzino! Nello sgabuzzino! Nello sgabuzzino! Arrivederci. Non c'è nessuno! Ma non È contento? E allora possiamo togliere il disturbo. Domani mattina
andremo a prendere la macchina di Capescia. Sempre che sia veramente guasta. Deve esserlo per forza. Altrimenti perché si è fermato qua? Io una spiegazione ce l'avrei. Ah, Il soggetto in questione, resosi conto di essere pedinato, avrà preferito abbandonare l'autovettura che lo rendeva ormai rintracciabile. Bravo. Bravo. Deve essere andata per forza così. Ma forse questo lo potete verificare anche subito. Sì, perché guardate, le ho trovate in cucina. Forse sono le chiavi della macchina di Capescia. Ecco qua. Ah, perfetto. Artù, se la macchina parte la guido io, così non vi disturberemo più. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci! Possiamo accompagnarmi con la samba chi la sette? Faccia qui! Io la tutela non ha visto la base in buona! Ma non ho giocato perché non ucciso a te! Di che serata? Ci mancava solamente un morto. Ci stiamo morti, capito? Ma che stai dicendo? Un morto ci stiamo, ma non ci sta più, sono scomparsi. E che i morti non vanno scomparire così Ma che piccoli. stai dicendo? Non ti preoccupare, ma non preparare. Ma che è vero? Non ti preoccupare! Ma che stai cercando? Rosario è fornuto zo. Fornuto. Allora io me ne vado, ma a cuccò, Aspetta il doletto, il doletto. Mamma mia, non vedo più. Come le ha fatto? Le ha ricoverate. Era marito, ma lo devi ricoverare. Quanto tempo marito? Non sta Non è bene. possibile che la gente può scopare così, ci stiamo, ci stiamo. Ci stiamo più. Ma dove sta asciutto pazzo? Ma che stai Ce dicendo? l'ha già buttati alla, non ci stai più. Cosa? Ci hai buttata là? A Capisce. A Capescia. Ci hai buttata a Capescia là? Capisci sei morta, redo di va. Io non mi fa vedere niente, non sai, ma ci messo in culo e pensavisi che tarante. L'ha già buttata alla, non ci stai più. Ma ci capi? Tu hai pigliata a Capescia morta? Redo di va. L'ha già pigliata, l'ha già buttata in dos cappuccini. E Capisce non ci stai più. Capisce era morto. Morto Capisce. Ma com'è morto? Come? Com'è morto? Come morto? Com'è morto? Come morto? Avvelenato? Ah no! Avvelenato. E tu che ne sai? Perché l'ha già avvelenato io. Ma me ne nessuno. Sono avvelenato a Capisce. No, sono avvelenato a Capisce. Avvelenato a Capisce. Avvelenato non mi sa. Mi sento male, ma sento. Sì, signore. E perché? Ho versato il veleno nel caffè. E quando tu te ne sei andato dal bozzino, io sono entrato senza essere visto da nessuno. E l'ha gittata a coppa a finestra. Ma perché l'hai ucciso? Io l'ho riconosciuto subito. E so che avrebbe fatto del male a Nicolò. Ma aspetta un momento, ma spiegati meglio. Spiegati meglio, Rosario. Capisci, in realtà era il maresciallo Esposito. Lo disgraziata. E già non rispondeva in da seduta. E l'ha vinto. Significa che stiamo avanzando in questo contesto, che stiamo avanzando. E le sue intenzioni erano malvagie. Era riuscito a trovare a Nicola mio dopo tanto tempo e l'avrebbe uccisa. Ci avesse accisa tutto qua. Allora ci capiva perché voleva uccidere a Nicola. Quindi noi ieri sera in un libro abbiamo trovato un messaggio cifrato che Mussolini aveva dato a Nicola. Questo messaggio rivela il luogo nel nascondiglio di un famoso tesoro, una ricchezza immensa. E poi parla pure di questo maresciallo Esposito che tiene la soluzione rocifraria. Ma che si pensava che era morto durante la guerra? Ma sei tu da spirito, tu parli con maresciallo Esposito. Dio, mi Bravo. che cadrà adesso non ci provi e poi mi trovo tesoro. Esatto. E il maresciallo Esposito ce l'avrebbe tolto con la forza. Ma non ci capisco tutto quello che dite, vabbè. Morto. Domani mattina scaviamo una fossa, mettiamo la pesce dentro la fossa, Che patata. chiudiamo la fossa E cresce nel patana. e chi si è visto si è visto. Ah, aspettate un momento, prima rondo il razzo cristiano. Controlliamo se addosso c'ha la soluzione del cifrato. Non ci sta, Maria non ci sta, io ho già controllato. E poi, che ce non vuoi? Tanto morto è veramente morto. E se io morto è veramente morto, chi stiamo momento lo fa parlare? Al morto. E come fai a parlare? Con una grande seduta spirito. Ma perché non mi prendi?
Rosa, Mario, andiamo! Non mi chiedo, lascia se guardare, dammi Ho morto la grande. Ho morto il canno. Dove andare? Cesse! Dove andate? Venite qua! Non ho morto un video! Magari un sacco di patate! E sto suonando qui! Ma non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Non morto a cadere, ancora fischiepe. Oh, mi tornate a piglio con voi. Rimane a mattina che non se ne fottono proprio, la l'unica cosa che hanno pensato a fare è tutta spiritica. Io non credo che ci si può fare tutta spiritica. Ma come si può? Volessero di noi e volesse stare fra 25 ore. Madonna mia! Madonna mia! E capisci che sei suicidato? Da me! Non sapevo niente adesso fatto! Per tu non mi capisci! Non ci stanno. Che si ubriaca! Avanti, parla! Hanno lasciato. Sì, ma hanno lasciato solo, capito? Non mi ha fatto un tavolo! Io non sapevo niente che stanno tutti la ma davvero non posso dare che sì, ma non l'ho, se ne so giù! Se ne so giù quando me lo Come se ne so giù? No, se ne so giù con la macchina, capito? Non mi fa niente! Sì, ma l'hanno acconciata! E chi l'ha cominciata? Carluccio Meccano! Carluccio, come è venuto? Faccio telefonata! Sapete tutte cose, sai! Ho telefono numero 4. Sì, signore! E allora come li chiamate? Chi è? Sono io, Caterina! What's passa nuova? Disgraziata! Si mi schiacciando, mazzi mamma! Si mi schiacciando! Vattene! Festeggiamo, giuro! Vattene! Assassina! Si mi schiacciando! È venuto te, c'è disgraziata! Hanno venuto a inaugurare la casa mia, pensavo che era capisci! Assassina! Quando avrei morto in questa casa! E come si è preparata bella stamattina! Se mi sono detto! E ti mi faccio scherzare papà, non sapendo che sta succedendo in tanta casa! Io pensavo che era capace che era succedendo in fosse! Oh madonna, oggi non mi capace! Oggi non mi come il cavallo! Mimì! Non mi alloccavo! Hai capito? Non mi alloccavo! Quando tu dico, un me non mi allocca più!
tu coglione che sta a me mi faccio sbattere e ma so. Ma che fine avete fatto? Io non mi sono mosso proprio a campo. Io dovevo sapere cosa importante. Che è importante che può sapere? Dove sono andati a finire due esperti di quartiere generale? Ah, è stato quello e se ne so aiuto. Come se ne si aiuta? Hanno mettato la giacca e se ne so aiuto. Ma io avevo preparato piani strategici per uccidere il pinguino. Lascia stare, non ti preoccupare. E mo chi uccide? Pinguino. Ma che l'hanno fatto che lei povere bestia te? Ma quello mi ha dato ordine Is. Ma issa chi? Is. Ah, issa. Is. E la so sto a issa, va. Tu sei chi cacchio sa? Tu sei che cazzo tu hai issa, sai o no? E mo dopo metto piano strategico. Non può sapere dove le mettere. A Roma ci mettere. Dove le mettere? Mimi. A dove? Yai. A fanculo. Solo un attimo, signore, non vi preoccupate, subito vi faccio andare via. Allora, no, lo so. Allora, un attimo sotto, volevo ringraziare ovviamente gli sponsor che sono l'Hotel Belvedere con il signor Pasquariello, vero? Si chiama Pasquariello. Poi ci sta il signor Pieretti della pasticceria omonima che sta in via Fabbricat a Puccianiello, e volevo ringraziare per questi meravigliosi mobili che stanno qui sopra il signor Emilio, gentilmente se si alza che sta in sala. Non è venuto, non credo. Eccolo lì. Ah, eccolo lì, lo volevo ringraziare, grazie. Sono dei meravigliosi mobili e lui, il suo, che sta a via Mazzini, il suo negozio si chiama Antiquitas, andate che veramente ha delle cose splendide. Poi vi volevo presentare degli attori che sono nuovi, altri li conoscete, però è meglio che presenta tutto qua, se no dice a me non mi conosce nessuno. Nunzia Daniello! Fausto Bellone! Vittoria Sinagoga!
Mimmo Coppa. Signori, non vi facete ingannare la presenza, è pesante. Ma sai. Bobo dire. Allora, Daniele Maraniello. Ciro Cardiglio. Antonio Cesarano. Un applauso in più da Freno a 38. Un applauso. Signori, un mito, Amedeo. Eva De Rosa, la Filomena Marturano del nostro spettacolo e io sono umilmente Ernesto Cunto al vostro servizio. Grazie. Allora vi volevo dire ancora, gentilmente, che noi sabato e domenica replichiamo. Quello che ho detto alle persone, agli spettatori di domenica, ve lo dico pure, di sabato ve lo dico pure a voi. Se lo spettacolo vi è piaciuto, magari ditelo a breve, se non vi è piaciuto. E stiamo tutti quanti qui, va bene? Vi raccomando, grazie mille.